E ben ritrovati a Cocco di Mamma. Come vi avevo detto la scorsa settimana, oggi puntata dedicata interamente allo sport, perché è importantissimo per tutti. Lo sport controlla il peso, migliora le funzioni cardiovascolari, ma aiuta a gestire lo stress, migliorando la propria anche serenità, sia dei bambini ma anche di tutti gli adulti fino ad arrivare agli anziani. Ma oggi noi, come sapete, ci occupiamo sempre di bambini e ne voglio parlare con Stefano Florit, collaboratore tecnico nazionale del settore giovanile e scolastico FIGC. Buongiorno. Ciao Sara, buongiorno, ciao a tutti e grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qui. Stefano, tu proprio vedi sul campo i miglioramenti che i bambini, i ragazzi fanno, no? Quali sono le cose che si notano subito in quanto a sviluppo e anche a migliorie tecniche ma anche sociali? Allora, penso che sia anche importante definire una distinzione tra quella che è attività fisica, quindi attività ricreativa che viene svolta al parco o con gli amici, e attività invece sportiva che viene svolta all'interno di un contesto societario, quindi con anche l'obiettivo di un apprendimento di una disciplina, di regole all'interno di un gruppo o anche di attività individuale, qualora insomma si tratti di uno sport individuale, anche se io vengo da uno sport di squadra come il calcio. E tutti questi miglioramenti io mi occupo appunto di allenare, quindi all'interno di un contesto strutturato, li si vede in particolare con pazienza nel tempo. Quindi la capacità di gestire il proprio corpo, di prendere delle decisioni, di essere più sicuro, avviene se si ha pazienza. E quindi questo è un invito anche per gli allenatori, ma anche ai genitori, di guardare se i tecnici hanno questa pazienza di aspettare quelli che sono i tempi di sviluppo individuali, perché ogni bambino ha un tempo di sviluppo, di apprendimento, e infatti l'apprendimento non è, si dice, lineare, ma ha dei momenti in cui si manifesta in modo evidente e altri in cui sembra che questo non avvenga. Se invece c'è il tempo e la pazienza di aspettare il percorso di ognuno, allora questi miglioramenti sicuramente si vedono e si rimane spesso stupiti anche da quelli che sono magari dei ragazzi che non dimostrano inizialmente delle attitudini nei confronti di una disciplina, ma con il tempo, ecco, se all'interno del contesto giusto, si vede che apprendono sicurezza, apprendono, diciamo, il dominio del proprio corpo all'interno dello sport praticato. Stefano, la scorsa settimana parlavo con la dottoressa Emily Esposito e lei mi aveva corretto dicendo non parliamo di tappe, no? Nella crescita, nello sviluppo dei bambini, bensì di fasi. Quindi, come dicevi appunto tu, ci sono delle fasi, ogni bambino ha il proprio tempo, ha il proprio ritmo, no? Sì, ed è corretto rispettarlo, anche perché c'è una differenza tra l'età cronologica, che è quella del calendario, e l'età biologica dello sviluppo, che ovviamente nello sport, quando si tratta di competere con degli altri, con i compagni o con degli avversari, ha una valenza, perché chi chiaramente si sviluppa prima può essere favorito in un certo contesto, specie nelle fasce giovanili, piuttosto che i propri compagni o pari età anche, quindi nati nello stesso giorno possono avere anche anni di differenza dal punto di vista dello sviluppo. E è bene che l'allenatore, ma anche i genitori, conoscano questo per non mettere pressione, per non mettere ansia nei confronti del percorso e aspettare e rispettare appunto quelli che sono i tempi di crescita di ogni ragazzo. Che poi i bambini, lo dicevo in un'altra puntata, no? I bambini assorbono tutto e sono come, mi permetto di fare questa similitudine, sono come le spugne quasi, no? Assorbono in maniera molto molto veloce. In che maniera lo sport, a me piace dire che lo sport è come una scuola, è una vera e propria scuola. In che modo lo sport riesce a educare anche i bambini? Allora, riesce a educare se fa quello che è previsto, nel senso che voglio educare l'autonomia, devo trovare degli stratagemmi per sviluppare l'autonomia all'interno, ad esempio, della seduta di allenamento, quindi lasciando dei momenti magari liberi o dando dei compiti e vedendo come i ragazzi li sviluppano, oppure anche lasciando esprimere i giocatori e lasciandoli sbagliare.
e vedere poi, chiaramente l'allenatore accompagna, aiuta e sostiene quello che è il percorso di crescita del ragazzo, ma deve avere anche, ad esempio, appunto, il coraggio di vedere sbagliare il proprio giocatore, perché questo, l'errore, fa parte del suo percorso di crescita e lo aiuta a migliorare. Tante volte invece c'è un po' di ansia da prestazione, sia dei tecnici che in qualche modo dell'ambiente che sta attorno al ragazzo, che vuole che il risultato venga ottenuto subito, invece A tutti i costi. a tutti i costi, immediatamente. E quindi lì cosa succede? Lì succede che c'è il rischio che il ragazzino abbandoni l'attività perché non si sente accolto, rispettato nei tempi dello sviluppo. Non si sente forse neanche all'altezza, no? Magari. Rischia di non sentirsi all'altezza, questo è un problema ed è un peccato perché se poi abbandona è difficile che riprenda l'attività, mentre la continuità nello sport aiuta anche nel numero di allenamenti settimanali, nel numero di impegno, il fatto di lasciare un'attività può lasciare poi anche nel ragazzo un vissuto negativo nei confronti di un'attività sportiva e può influenzare anche quello che dicevamo prima, l'attività sportiva, l'attività fisica, che non viene più praticata perché è vista come un momento negativo che in qualche modo non ti lascia il piacere e la soddisfazione di creare relazioni con i tuoi compagni, di prendere confidenza con il proprio corpo, e quindi questo può essere un rischio, e l'ambiente e l'allenatore in questo condizionano tanto. Si possono creare dei momenti bui, ecco, ma lo sport sappiamo, come diceva anche appunto Stefano e come abbiamo detto dall'inizio, insegna diverse cose, insegna anche il senso di responsabilità, ma anche la determinazione. Lei vede questo, tu vedi questo nel campo, proprio sul campo? Sì, lo vedo, ed è determinante anche che ci sia un ambiente orientato magari non solo sul risultato immediato, ma sul compito, su come i ragazzi si sono espressi in campo. Tante volte il risultato non dà un riscontro di quello che è il reale potenziale del ragazzo, del giocatore, ma diciamo che dobbiamo far ragionare il ragazzo su quello che è stato il suo percorso di miglioramento, su quella che è stata la prestazione, su quelli che sono stati gli aspetti di forza, magari anche gli aspetti negativi, perché non bisogna solo guardare a quello che è andato bene, ma anche lavorare sulle proprie aree di miglioramento per provare a dare il proprio 100%. Ecco, forse possiamo dire così, che la vera vittoria, specie nello sport giovanile, è riuscire a esprimere il 100%, il massimo del proprio potenziale in quel momento, e quello dovrebbe aiutare il bambino ad uscire contento dal campo, rinforzato anche nelle proprie sicurezze e aiutato in questo percorso di crescita. Lo sport insegna a raggiungere anche degli obiettivi, quindi di solito un bambino si aspetta di arrivare ad un traguardo, a una vincita. Non sempre però è così, Stefano. Quindi nel caso ci dovesse essere una sconfitta, no? Durante una partita o in una gara o qualsiasi altra situazione sportiva, come si insegna loro a non demordere? È facile? Sì, è più facile di quanto si pensi. In realtà anche qua dipende molto dall'ambiente circostante, nel senso che dicevi prima, i bambini sono delle spugne, possiamo così dire, sì. E se l'allenatore è orientato al risultato, dopo la sconfitta è triste, è arrabbiato, pur magari con una buona prestazione dei ragazzi, allora diciamo che il bambino acquisisce il messaggio è importante soltanto vincere. Se invece l'allenatore, come dicevo prima, l'ambiente si focalizza su quella che è stata la prestazione, se abbiamo dato il 100%, sull'analisi anche di quelli che sono stati i dettagli magari o gli episodi che sono venuti in campo, allora in quel modo oriento il ragazzo al compito e a imparare a gestire e a capire quali sono diciamo, le aree di miglioramento e quali sono le cose che devo imparare per la prossima volta cercare di vincere, perché vittoria e sconfitta fanno parte del gioco, si cerca sempre di vincere, di dare il proprio 100%, e in questo però è importante
come il contesto, come l'ambiente vive lo sport giovanile, che è molto diverso dallo sport dell'adulto. Ecco, questo è importante riuscire a trasmettere, che ci sono degli indirizzi formativi che guardano a lungo termine, e se do questa tranquillità e serenità e mi oriento a me stesso e a quello che posso dare, a lungo termine sicuramente ho dei risultati positivi e dei giocatori che crescono anche con una mentalità vincente in questo caso. La usiamo ancora come metafora, no? I bambini sono come le spugne, assorbono tutto. Noi abbiamo parlato di aspetti positivi. È vero che anche nello sport un atteggiamento sbagliato può essere recepito subito da un bambino e può essere poi riproposto anche in varie altre situazioni? Assolutamente sì, l'adulto è visto come un elemento di riferimento chiaramente dal bambino e quindi può acquisire anche quelli che sono i comportamenti negativi in qualche modo. Faccio riferimento anche al tifo, no? Che spesso anche in ambito giovanile Esatto. è un tifo violento, scorretto, purtroppo, magari sempre di meno, perché si sta cercando, anche la Federazione Calcio sta cercando in qualche modo di lavorare in questo senso, di sensibilizzare in qualche modo le società e poi le famiglie verso degli indirizzi che siano effettivamente educativi, perché lo sport può anche non essere educativo se c'è appunto un contesto negativo che condiziona i ragazzi in modo non positivo, appunto. Ecco, quindi anche qua è importante che l'ambiente sostenga il ragazzo e anche condividere con le famiglie, formare i genitori a quello che è il cercare di sostenere i ragazzi, di capire che tipo di attività stiamo facendo in campo, che è un'attività a lungo termine, non che guarda il risultato immediato. Perché voi avete la vostra importanza, quindi tecnici, allenatori, insegnanti, come appunto anche la scuola, ma grandissimo lavoro viene fatto soprattutto a casa dalle famiglie, nonni, genitori, insomma non soltanto genitori ma anche la cornice, no? Che c'è attorno. La società sportiva deve essere un'agenzia educativa che si unisce alla Mi piace scuola, questo termine. alla famiglia, per cercare di collaborare a costruire quello che sarà sicuramente un atleta, ma anche un cittadino che sappia stare assieme agli altri, che sia sereno e che viva bene la sua esperienza sportiva. Io ringrazio Stefano Florit, collaboratore tecnico nazionale del settore giovanile scolastico FIGC, per essere stato qui con noi. Noi ci fermiamo soltanto per 2 minuti e mezzo, ci rivediamo fra pochissimo perché parleremo di psicologia, sì, ma quella affiancata allo sport, sempre per i bambini. A fra poco. E la psicologia gioca un ruolo importante in diversi ambiti della nostra vita e ne voglio parlare con Luca Modolo, psicologo sportivo. Benvenuto. Grazie Sara, grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno a te. In che maniera appunto la psicologia così un po' aiuta, dicevo anche proprio nella prima parte, aiuta a migliorare proprio l'umore e dunque va a gestire lo stress? In che maniera e come succede questo proprio nei bambini e negli adolescenti? Allora, la psicologia è un tema molto, molto vasto. Per psicologia si intende emozioni, si intende relazioni, si intende socialità. La psicologia associata allo sport può essere molto utile perché gli schemi cognitivi si sviluppano assieme a quelli motori, quindi è molto importante già da piccoli ai bambini farli fare sport. Faccio un esempio, anche appena nati con l'acquaticità, con i corsi di acquaticità. Diciamo che l'acqua è un elemento naturale, il bambino è stato 9 mesi a sguazzare, all'interno di questo elemento naturale e assieme alla mamma incomincia un percorso protetto ma di sperimentazione con l'ambiente, quindi mette i presupposti anche per l'autostima e per sperimentare in modo sicuro. Quindi diciamo che subito dopo il parto viene consigliato sempre un movimento in acqua proprio per richiamare il suo ambiente naturale fino a poco prima. E poi invece quali sono gli sport consigliati? So che alcuni sport sono più individuali, no? Mentre altri sono proprio sport di gruppo. Come avviene questa scelta e quali consigli ti senti di dare ai genitori che ci stanno guardando e seguendo da casa?
dico acquaticità per lavorare proprio sul rapporto mamma-bambino e per mettere le basi sicure, no? Anche di relazione, perché il bambino sperimenta in un luogo esterno ma con una persona che è la mamma, che gli permette proprio di essere al sicuro. Dopodiché può essere molto importante fare degli sport anche singoli, ma proprio di sperimentazione del proprio corpo, perché il bambino deve incominciare a conoscere il proprio corpo, che può essere anche la psicomotricità, per poi andare a finire negli sport di squadra, dove il bambino sperimenta proprio la socialità, le emozioni e si mette, come posso dire, si mette a contatto e alla prova anche con i propri coetanei. Quali punti va a toccare lo sport dal punto di vista psicologico? L'autostima sicuramente, perché un bambino può essere bravo o meno bravo e gli altri coetanei lo vedono, e questo può risuonare al bambino e si deve comportare in una determinata maniera, in maniera adeguata, non adeguata, deve gestire le emozioni, deve gestire le frustrazioni e deve trovare delle strategie. Ecco, quindi va a lavorare sull'autostima, va a lavorare sulla relazione con i propri coetanei, ma anche con l'adulto, che l'adulto dovrebbe essere un modello di riferimento e vedere e osservare tutte le dinamiche che accadono all'interno magari di un gruppo squadra e sapere intervenire quando è il momento. Accade molte volte magari in giochi di squadra, come può essere la pallacanestro o il calcio o la pallavolo, che magari un bambino, vedendo un suo compagno più bravo, si demoralizzi. Come si interviene in quel momento lì? L'allenatore cosa deve fare, ma anche a casa, cosa devono fare i genitori o le persone con cui vive il bimbo? Bisogna parlare, bisogna avere un dialogo molto intenso, bisogna tirar fuori dal bambino, bisogna fargli domande, bisogna anche lavorare sulle emozioni, perché tante volte i genitori cercano di non far provare delle emozioni negative, ma solo quelle positive. C'è quasi una sorta di protezione, no? In una sorta di questo. protezione. Invece è importante che si sperimenti anche la paura, perché nel momento in cui nella propria vita incontrerà questa emozione qua, deve saperla riconoscere e deve saperle dare un nome in modo per sapersi comportare di conseguenza. Se non la si conosce, si blocca. Ed è importante che il genitore lo sostenga. Il ruolo dell'adulto è quello del sostegno. Del sostegno deve essere parallelo al percorso del bambino. Se il bambino incomincia a zoppicare, bisogna fornirgli una stampella, ma non sostituirsi al cammino del bambino. Quindi in questo caso sia il genitore che l'adulto, come l'allenatore, devono sostenerlo. In che modo? Parlandone, cercando di sottolineare i propri punti di forza e scegliere assieme un'azione concreta che può essere efficace, ma non necessariamente può andare a buon fine, e quindi ritornare a parlare, ritornare a trovare una soluzione da sperimentare. Molte volte prima di una gara, di una competizione, c'è la cosiddetta ansia da prestazione. Come si fa a gestire e aiutare il bambino o il ragazzo, o la ragazza ovviamente, a gestire questo momento, queste emozioni? Allora, ci sono due livelli di intervento. Uno proprio al momento. Al momento si può lavorare ad esempio con delle respirazioni diaframmatiche che fisiologicamente rilassano i muscoli, ma è molto importante preparare alla gara, perché tante volte questi bambini anche molto giovani, anche dai 12 anni, 8, io vedo in studio diversi bambini con ansia pre-gara, che è legato al giudizio, hanno paura di sbagliare. E il tema del giudizio purtroppo è un tema molto ampio che incomincia dalla scuola e poi si consolida in famiglia e si verifica anche nelle società di calcio. Quindi la paura di sbagliare blocca. È molto importante parlare, molto importante anche dare dei piccoli obiettivi, cercare di vedere quali sono i punti di forza, che ne so, ad esempio nel calcio
il bambino ha paura di sbagliare. Ma cosa significa? Andiamo a dare un nome alle cose. Ho paura di ricevere il pallone perché ho paura di sbagliare lo stop. Allora bisogna portare l'attenzione su qualcosa che lui sa fare. Ad esempio, io so fare il dribbling, ti dice il ragazzo. Bene, allora proviamo a vedere, darci un obiettivo su quanti dribbling durante la partita fai. Quindi l'attenzione si diversifica, non è specifica sull'ansia, quindi sulla paura di sbagliare, ma sui punti di forza del bambino. Quindi ci si concentra e si va per obiettivi, mi sembra di capire. Esattamente, può essere una strategia utile. Il genitore molte volte quando va magari a prendere il bambino, il ragazzo all'allenamento, alla partita, insomma subito dopo aver fatto dello sport magari inizia a fare tante domande. Qual è l'atteggiamento giusto che i genitori devono avere, o i nonni o i parenti appunto? Devono chiedere se si sono divertiti. La prima cosa? Se questi bambini si divertono e si sono divertiti. Perché se incominciano a chiedere ma perché non hai fatto quel gol, ma come hai giocato, ma non mi sembra sia andato tanto bene, allora si va sempre sulla prestazione, no? Si va sempre sul giudizio, si va sempre... Invece bisogna lasciarli liberi anche di sperimentare e non giudicare, non dare dei giudizi se uno fa bene, fa male, ma almeno quando sono piccoli mi piace pensare che l'aspetto ludico sia predominante, deve diventare la parte fondamentale. Quindi prima domanda, ti sei divertito? Divertita? Sì. Ok, e poi si può anche chiedere. Ma certo, poi anzi è utile anche creare una propria idea, un proprio pensiero anche sulla prestazione, ma non mettere dei carichi sulla cosa magari sbagliata. Troppo importanti su, appunto, come dici tu, magari su tasti che non hanno importanza, No. perché magari il bambino sta appena appunto approcciandosi a quello sport. Certo. Molte volte capita che il genitore, che il figlio si trovi a fare uno sport solo perché il genitore, no? lo desideri. Come si gestisce questa cosa qua, Luca? È difficile capire se il bambino lo fa solo per il genitore. Mi viene in mente adesso un episodio dove diversi anni fa un giocatore di una squadra professionistica che era giovane ma già ha un'attività agonistica, aveva dei malesseri, mali fisici, demotivato, e dopo un lavoro fatto con lui è emerso che non voleva più giocare a calcio, ma non voleva dirlo ai suoi genitori perché aveva paura di deluderli, e quindi è un po' difficile, ma faccio un passo indietro e qua dico che il genitore ha una grossa responsabilità al bambino, quindi tante volte c'è quel genitore che vede nel bambino il potenziale campione, o che può fare quello che il genitore non ha fatto, può arrivare più in alto del genitore, quindi riflette i suoi desideri. Riflette le sue aspirazioni, i suoi desideri. Ecco, è importante diversificare e dire che il bambino non è un prolungamento del genitore, ma un'entità a sé stante, se così possiamo definirlo, no? Il figlio è un qualcosa di diverso da se stessi. Quindi il genitore dovrebbe sedersi vicino al bambino e chiedere, fare delle domande, come sta andando. Ci sono delle domande da cui secondo te si riesce a capire se è uno sport che sta facendo con passione oppure è uno sport che sta facendo appunto per non deludere a casa i familiari? Inizialmente il genitore dovrebbe far sperimentare il bambino in più sport e chiedere quale possa piacere, no? Magari inizialmente il bambino non ha una propria idea e magari prova, dopo molla, dopo riprova un altro. È un percorso che tendenzialmente i bambini fanno perché non sanno scegliere. Quando il bambino poi
diventa un po' più grande e si consolida in uno sport, si presume che quello possa essere quello che ha scelto lui. Diciamo quello che... giusto. Com'è? Quello giusto. Quello giusto. È difficile che un bambino al genitore dica non voglio fare questo sport o lo faccio perché voglio far contento. È più facile che lo dica a una persona esterna, a un allenatore piuttosto che a un altro adulto di riferimento. Non ci sono domande che il genitore può fare o meglio il bambino tende a mascherare proprio perché ha paura di deludere. Per questa puntata sportiva, ma anche abbiamo affrontato, come avete visto, la parte psicologica, è tutto. Io ringrazio Luca Modolo, psicologo dello sport, psicologo sportivo. Noi ci rivediamo la prossima settimana, mi raccomando, non mancate, vi aspetto.